Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America. L'incontro alla Casa Bianca per l'impegno nella difesa della libertà in Venezuela. L'impegno del TQ nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela, così avrebbe dichiarato la donna in questione. Novità importante dunque per quanto riguarda gli assetti europei, o meglio extraeuropei, che vedono protagonista da una parte un leader storico degli Stati Uniti d'America come Donald Trump, dall'altra una donna importante come Maria Machado, che consegna il suo premio Nobel direttamente nelle mani di Trump. Il presidente, secondo la donna, ha difeso e è stato in grado di difendere la libertà in Venezuela. L'incontro, vi ricordo di nuovo, che si è tenuto, c'è stato di recente alla famosa Casa Bianca, punto e a capo. Grazie a tutti gli utenti di YouTube, se ci sono eventuali aggiornamenti ve li fornirò per tempo. Intanto vi ringrazio per avermi guardato e ascoltato in questo video di oggi, iscrivetevi tutti al canale.